Sentiamo quello che dice adesso Alberto Bacher. Tutti i trentini presenti lo ricorderanno senz'altro come apprezzato sindaco di Trento e altrettanto apprezzato presidente governatore della provincia autonoma di Trento fino al 2013. Ecco, non tutti forse sanno che Alberto Bacher ha anche un'altra vita nella quale è altrettanto apprezzato psicologo, psicoterapeuta, esperto di psicodinamica e operatore psicologico presso l'azienda, come si chiama? Provinciale per i servizi sanitari. Stavo cercando di costruire mentalmente l'acronimo APSS, mi è sfuggito adesso, chiedo scusa, sarebbe meglio imparare queste cose. Va bene, ecco, e in questa veste, più che nella sua veste di amministratore politico, Alberto Bacher ci parla degli archivi della mente e della identità collettiva. E mi sembra che un po' alla volta anche le tematiche, gli approcci, le piste si cominciano ad incrociare e costruire un quadro un po' più formato rispetto a quanto all'inizio forse temevamo. Prego, a lei la parola. Grazie. Ma comunque fa vedere nulla? No. Lo so. No, ma però sarò brevissimo, quindi non temete. Alcuni giorni fa quasi tutte le cancellerie europee, e io credo una larga parte dell'opinione pubblica europea, hanno tirato un sospirone di sollievo quando hanno visto l'esito conclusivo delle elezioni presidenziali in Austria, dove, come sapete, il candidato dell'FPO, quindi di una destra estrema e dichiarata, aveva intercettato praticamente la metà del voto dell'elettorato austriaco. In un articolo della fine di aprile, sempre interessante come caratteristica sua, sul Corriere, Claudio Magris si chiedeva: ma com'è possibile che un paese come l'Austria, che conosce un livello di disoccupazione inferiore rispetto agli standard europei, che ha una politica sostanzialmente stabile, dove le due forze politiche tradizionali hanno mantenuto anche una certa alternanza, ma insomma senza acuti né da una parte né dall'altra, diciamo una condizione di stabilità politica abbastanza significativa, e dove questo paese viene anche da una storia che è una storia di intersezioni. Pensate insomma al periodo imperiale, dove l'imperatore Francesco Giuseppe parlava ai miei popoli, non al mio popolo, ai miei. E come scrive Joseph Roth, il 18 agosto, quando era il compleanno dell'imperatore, l'inno veniva cantato in 11 lingue diverse nell'impero austro-ungarico, e dove proprio questo tema delle intersezioni, delle contaminazioni è stato tra l'altro storicamente anche uno degli elementi che hanno forse più di tutti rinforzato anche quella stagione di straordinaria produzione culturale. Pensate alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, quando si intersecavano su Vienna i saperi della cultura ebraica, di quella tedesca, insomma con un fiorire davvero straordinario di cultura, di proposte, di stimoli, di visioni anche, e dove, tanto per dire delle contaminazioni, nel censimento che l'impero austro-ungarico fece nel 1911 risultò che a Sarajevo, pensate, una delle lingue più parlate era lo spagnolo, E perché questo? Perché dal 1492, quando c'era stata la prima grande persecuzione degli ebrei in Spagna, un numero consistente di ebrei spagnoli si erano trasferiti nei Balcani e a Sarajevo in particolare. E quindi pensate, all'interno di questo crogiolo, quando si può parlare di un crogiolo, c'erano città come Sarajevo dove la seconda lingua era lo spagnolo. Pensate che cosa era allora e che cosa è diventata poi Sarajevo. Cioè la testimonianza di quasi la metafora dell'intolleranza, del massacro, dell'incomprensione. Ebbene, si chiedeva: ma com'è possibile che un paese che ha questa storia, questa stabilità, questa assenza di condizioni di tensione, che in qualche modo possano spiegare questo, arrivi a
rischiare di fare una scelta così radicale. Non si dava una risposta univoca magris. Io penso che ci saranno tanti e tanti fattori, ma uno dei fattori che sicuramente incide su questo è la paura. Oggi forse la paura è uno dei fenomeni più pervasivi, quasi pervasivi per capillarità, no? Direi più che con un torrente impetuoso, si diffonde per capillarità, no? Passa negli interstizi, ma la paura è forse il fenomeno che caratterizza questa fase. E tra le tante paure, no? Ci sono anche delle paure più indistinte. Certo, c'è la paura dell'altro, c'è la paura del terrorismo, c'è la paura del futuro ecologico del pianeta, del riscaldamento globale, ci sono tante paure, no? Che ci assillano, ma c'è una paura forse più sorda, più indistinta al fondo, che prescinde quasi dal tema specifico. C'è una paura di fondo che è una paura generalizzata. Io credo che uno dei fattori che contribuiscono a questa sensazione di paura sia la paura dell'indistinzione. Quando si dice che noi abbiamo paura dell'altro, no? Paura dell'altro che viene da fuori, io penso che una componente rilevante di questa paura sia proprio il timore che questa presenza porti a un'indistinzione, cioè una perdita delle mie caratteristiche. Ne aveva in qualche modo già parlato Simone Weil nel secondo dopoguerra, quando parlava dello sradicamento. Questo è un termine che è stato usato da Simone Weil, dove lei sostanzialmente diceva: guardate che dove ci sono questi grandi movimenti, dove ci sono grandi spostamenti di popolazioni da una parte all'altra, si corre un rischio elevato che si crei questo sradicamento, che è uno sradicamento di chi naturalmente viene da fuori e viene qua e si sposta in un altro paese e quindi lascia le radici. Ecco perché il sradicamento da quell'altra parte, in quell'altro posto, ma anche lo sradicamento di chi è qua e teme di essere colonizzato da questo. Sono paure pre-razionali, sono paure a volte irrazionali, ma ci sono, no? C'è questo timore dello sradicamento, dell'indistinzione. Ora, che cosa vuol dire questo sradicamento, questa indistinzione? Vuol dire la perdita della consapevolezza, della sensazione prima, della consapevolezza di essere all'interno di un flusso del tempo. Io credo, guardate, che una delle definizioni che a me convincono di più dell'identità è la percezione di chi si è nel mutare del tempo. Se io perdo questo, se io perdo il senso, la collocazione nel tempo anche del mio essere, della mia identità, ecco che il rischio diventa elevato. Ecco che non c'è un passato, c'è un tempo zero, si parte da adesso. Guardate quello che succede, mi spingo un po', rischio un po' a spingermi su questo, ma non so se avete visto le biografie di quei ragazzi che hanno segnato le pagine anche della cronaca, no? Degli ultimi mesi drammatici, le biografie di quei terroristi delle banlieue parigine piuttosto che delle banlieue di Bruxelles, sono tutte uguali, sono biografie identiche. Mancano le figure paterne, sono le seconde o le terze generazioni, vengono da contesti nei quali c'è una totale dispersione identitaria. Ora voi capite che in contesti del genere chiunque vada e proponga una identità forte, mitizzata, con una propria epica, è come pescare in quei laghetti della pesca sportiva, basta pastorare e viene subito. No? Cioè, hanno la partita facile, ce l'hanno davvero in discesa, perché questi ragazzi che vengono da situazioni che sono veramente una fotocopia dell'altra, che abitano a Moelbeek, a Bruxelles, piuttosto che nelle banlieue parigine, è uguale, si capisce bene che hanno un bisogno profondo di una appartenenza, di un'identità, di dare un senso alla propria presenza. Ed ecco che se qualcuno glielo offre a buon mercato ha veramente un buon gioco. C'è questo aspetto, questo tema di questa dispersione, ecco, dell'identità. Questa è davvero una paura forte che attraversa
la nostra quotidianità, che attraversa questa fase. È un tempo diverso quello che stiamo vivendo, è un tempo nel quale forse più, in maniera molto più forte rispetto ad altre epoche storiche, questo si manifesta in maniera così rilevante, così forte. Ci sono più movimenti, no? Ci sono più movimenti giganteschi di popolazioni da una parte all'altra, perché vedete c'è un doppio livello che non può essere confuso. Un lato è, diciamo così, una mobilità e uno sradicamento, chiamiamolo così, tra virgolette, volontario. Non è la stessa cosa chi viene qua su un barcone dal centro Africa o dal Nord Africa, o uno dei nostri figli che va a vivere, a lavorare a Londra o a Copenaghen o a San Francisco. Certo che è un movimento, certo che ci si espone a nuove contaminazioni, ma sono due cose davvero molto diverse, no? Che fanno parte di questa grande mobilità di questo periodo, ma hanno a che fare con delle cose diverse. Ecco, allora in questo contesto il tema dell'identità collettiva, con tutte le prudenze che richiamava anche nell'intervento precedente Franco Marzatico, io credo che sia davvero un elemento centrale in questa fase. Noi sappiamo bene che, proprio per quanto dicevo prima, cioè che l'identità collettiva è fatta anche di una memoria collettiva, non è soltanto la condivisione di un luogo, la condivisione di una prospettiva di futuro, è fatta anche di un percorso, di una storia, di una condivisione di qualcosa alle spalle del tipo collettivo. Ha bisogno di tutta una serie di rinforzi in questo e ha bisogno anche di momenti simbolici. Cos'era non l'unico, forse nemmeno il più importante, ma certamente rilevante elemento che teneva insieme, che tiene insieme esperienze composite come, per esempio, al tempo l'impero austro-ungarico, o oggi, per esempio, un fenomeno tutto diverso, ma anche molto estremo come gli Stati Uniti. Una gran parte di questo è la dimensione simbolica. Voi andate negli Stati Uniti e vedete che nei quartieri tipo Chinatown, piuttosto che nei sobborghi residenziali delle grandi metropoli, voi vedete che in tante case c'è esposta la bandiera. E magari sono case di immigrati dal Messico, piuttosto che dalle Filippine o dal Vietnam. Ma c'è esposta la bandiera, i bambini quando fanno la partita, o quando fanno la partita a scapole e mogliate, non so se lo facciano negli Stati Uniti, qualcosa del genere, lo faranno certamente, di football americano, prima cantano l'inno nazionale. A noi sembrerebbe una cosa difficile da pensare, ma succede frequentemente questo. Cioè c'è una ricerca forte, proprio non a caso in un paese come gli Stati Uniti, che è un paese che è stato composto da migrazioni, perché si è composto da migrazioni a scapito di chi già lì c'era, c'è un bisogno davvero molto forte di avere dei passaggi, una dimensione simbolica che appunto simbolizzi questa unitarietà. Oggi assistiamo a quello che, come direbbero i giuristi, no, il combinato disposto tra l'indebolimento di sistema di queste delle radici, delle identità, e dall'altra a una perdita progressiva del simbolico. Guardate che già negli anni 60 uno dei monumenti della psicanalisi contemporanea, che era Lacan, avvisava: guardate che stiamo perdendo la dimensione del simbolico a tutto vantaggio dell'immaginario. Cioè stiamo perdendo la dimensione del simbolico, che è quella che porta con sé dei significati, rispetto all'immaginario, che è una rappresentazione di una visione. Sono due cose diverse. Noi lo vediamo chiaramente, parlo noi nel senso di chi opera nel settore della psicologia clinica, lo vediamo chiaramente nella diffusione di determinate patologie. Oggi una delle psicopatologie più diffuse in crescita, parliamo di psicopatologie gravi, sono i disturbi di personalità di tipo borderline. Ebbene, il disturbo borderline di personalità rappresenta quasi in maniera paradigmatica, quasi metaforica, proprio questo schema dell'indebolimento dell'identità, della perdita della memoria del passato, del qui ed ora e della frammentazione della memoria. Noi sappiamo che tanto nelle dimensioni collettive quanto nelle dimensioni individuali la memoria, intesa come
concetto generale si compone di diversi aspetti, sono diverse componenti. Prima si diceva la memoria è culturale. Sì, non solo. Volevo chiedere. Non solo. Cosa ne pensi? Secondo me la memoria è culturale, ma è anche emotiva e affettiva. E l'identità si basa su una intersezione tra la memoria emozionale e affettiva e quella culturale. Se manca una delle due, la costruzione non va cinta. Nella parte individuale lo conosciamo bene nel percorso di crescita e di formazione di una persona, ma anche nella dimensione collettiva. L'identità collettiva è fatta di memorie, diciamo così, procedurali. Io conosco la storia della mia città, per esempio, no? Conosco il percorso che c'è stato, conosco i passaggi che ci sono stati, ho anche una memoria, se vogliamo, che condivido per esempio con i miei coetanei, no? Quando si usa adesso dire sei trentino, se ti ricordi quello che vedeva i gelati, e il Moro che vedeva i gelati. Questa è una memoria ovviamente, come dire, ricostruttiva e compilativa, ma è anche, capite bene, una memoria affettiva, no? Ed emotiva. E così funziona a livello collettivo, perché noi possiamo sentirci di più, come dire, una comunità, quanto più anche a livello emotivo ed affettivo condividiamo degli aspetti di memoria. A livello individuale questo è ancora più forte. Sapete bene, no? Oggi gli studi di neurofisiologia che hanno raggiunto dei livelli molto avanzati e peraltro imprevedibili, che hanno rimesso in parte in discussione anche alcuni capisaldi della cultura psicologica, per esempio anche della stessa psicanalisi, e che in qualche parte hanno smentito anche Freud, detto da chi ha una formazione tipo psicanalitica, però è doloroso, però insomma in parte è successo proprio così. Oggi noi sappiamo che la costruzione, anche proprio neurofisiologica, a livello cerebrale funziona dal basso verso l'alto. Prima si costruisce quando si è ancora all'interno della pancia della mamma, si costruisce la prima parte del cervello, quella cosiddetta rettiliana, dove lì stanno i ricordi, quelli più sensoriali, ricordi olfattivi, i rumori. Poi piano piano il cervello cresce, si struttura e si stratifica, e ci sono fino alle forme più avanzate di pensiero, il pensiero razionale e la memoria. Tant'è che, pensate bene, all'interno del nostro cervello, mentre la memoria, quella compilativa, dichiarativa, diciamo così, è esposta sui lobi frontali, la memoria emotiva, quasi come se la natura avesse pensato che quella roba lì è una roba dedicata e va messa in un posto un po' protetto, risiede nell'amigdala, che è all'interno e sotto il cervello, cioè messa in un posto dove, diciamo così, è un po' più protetta. Sarà casuale? Secondo me no. Secondo me la natura sapeva bene che quella roba lì è una roba che ci tocca proprio da vicino, che ha a che fare con le parti vitali della nostra vita, e dunque l'ha messa in un posto che in qualche modo la tutelasse un pochino. Tant'è che di norma, quando ci sono dei traumi importanti, trauma cranico importante, per esempio, che comporta una lesione, vi sono spesso perdite delle funzionalità cognitive, no? Proprio perché le parti cognitive sono quelle più esposte. Dunque, la costruzione della nostra identità avviene attraverso un continuo intreccio, un continuo mix tra questa parte emotiva, di appartenenza, diciamo una parte più calda, no? Pre-cognitiva, pre-razionale, e invece anche una parte più cognitiva, più relazionale, fatta più da una storia che si costruisce progressivamente, dalla strutturazione di un percorso. Pensate che una parte di noi, no? La parte più individuale, quella che fa sì, per esempio, che ascoltiamo tutti quanti la stessa sinfonia di Mahler, io ne rimango estasiato, magari, e lei dice, non male, ho sentito di me, no? E uno dice, ma perché tu sei così? Oppure guardiamo le volte della Santa Maddalena in Vaticano, tutti rimaniamo estasiati, ma insomma, magari qualcuno di più e qualcuno di meno, no? Oppure un quadro o una poesia. Perché succede questo? Perché a me piace o viceversa? Perché c'è una parte di noi, quella che uno degli più brillanti psicanalisti contemporaneamente, che è Christopher Wallace, chiama il conosciuto non pensato,
e cioè quella parte di un nostro sapere che abbiamo dentro di noi ma che noi non abbiamo pensato e che ci deriva probabilmente dall'idioma di accudimento materno, cioè dalle primissime settimane e mesi della nostra vita, fa sì che io sviluppi un tipo di sensibilità, un tipo di prevalenza, un tipo di appunto di suggestionabilità rispetto a determinate cose, un'altra persona invece struttura su altri criteri, su altre cose. Non c'entra niente la formazione, non c'entra niente gli studi, è una roba a prescindere. Sappiamo bene altrettanto tutti noi che, proprio per dire di quanto sia importante questa intersezione tra la memoria emotiva e la memoria compilativa, che noi possiamo ascoltare una canzone, leggere una poesia, vedere un paesaggio, ma se a questo c'è legato una qualche dimensione affettiva ed emotiva, però qua non ce la dimentichiamo. Probabilmente tutti noi abbiamo una canzone che quando la senti, no? Magari perché eri lì con l'amorosa quando avevi 16 anni, magari perché la metteva sulla nonna quando andavi a trovarla quando eri piccolino, e magari la associ all'odore della camomilla che faceva la nonna. Lo dico perché mi ricordo l'odore della camomilla che la nonna faceva tutte le sere. Ecco, sta roba qua non te la dimentichi più ed è parte costitutiva della nostra identità, perché è parte costitutiva della nostra storia che si radica profondamente. Noi sappiamo bene, proprio per tutti gli studi che sono stati fatti in questi decenni, che una qualsiasi stimolo per rimanere profondamente dentro di noi deve incarnarsi, cioè deve essere, tradursi e diffondersi a livello fisico. No? Allora ecco perché succede che noi di fronte a determinate stimolazioni abbiamo delle reazioni corporee quasi, no? Perché certe emozioni si radicano profondamente dentro di noi. E questo è proprio l'intreccio dove la dimensione emotiva va talmente in profondità che riesce ad incidere anche sulla nostra dimensione fisica, sulla nostra dimensione organica. Tutti sappiamo, no, di quanto forti traumatismi, per esempio, possano incidere anche sulla nostra performance fisica, possano indurre delle patologie di tipo organico, no? Lo sappiamo tutti. Tutti diciamo, uno che si teneva talmente dentro le cose che non deve la gastrite, no? Molto di più. Pensate che laddove per esempio un bambino subisce per periodi prolungati dei traumi rilevanti, tipicamente esposizioni a condizioni di abuso, per esempio sessuale, ripetute, oppure gravi trascuratezze, oppure assistere o vivere situazioni di violenza domestica, quindi da figure affettivamente importanti, ebbene, lo sviluppo di questi bambini può essere ridotto persino in termini volumetrici a livello cerebrale. Cioè è stato accertato che si può avere anche 2 centimetri cubici in meno di sviluppo cerebrale a livello di ippocampo. Per dire insomma di quanto un trauma psicologico incida anche a livello nostro. Sappiamo anche di quanto ci sia una sorta di trasmissibilità transgenerazionale dei traumi. Prima è stato citato tante volte, no? Il tema, non a caso, perché quando si parla di memoria quella roba lì ci viene in mente subito, il tema della Shoah, no? della vicenda del popolo ebraico. Ebbene, quel trauma della Shoah è un trauma che certamente si è trasferito alle generazioni successive. È un trauma che ha avuto una propria vita transgenerazionale. Come succede all'interno delle famiglie, dove un trauma non elaborato quasi inevitabilmente riverbera sulle generazioni successive, perché i comportamenti di chi subisce il trauma in qualche modo, anche se non è esplicitato, lo faranno, lo faciliteranno questa trasmissione. Anche a livello collettivo questo succede. Tant'è che, come sapete bene, per esempio la società ebraica, la cultura ebraica, di qua c'era, non so se c'è ancora che insegna queste robe qua, quindi vado in punta di piedi, ma ha nella ritualizzazione simbolica uno degli elementi fondamentali della propria stessa esistenza.
Perché? Perché loro non avevano un posto dove stare, non avevano un luogo che in qualche modo potesse rappresentare questa appartenenza, quindi questa identità, perché siamo di lì. Certo, veniamo da lì. Certo, loro si dicevano ogni volta, ogni anno, l'anno prossimo a Gerusalemme, per secoli. Ma certo è che per tenere in piedi questa appartenenza, nella cultura ebraica c'è una formidabile presenza della dimensione simbolica, tant'è che gli stessi passaggi di fase dell'età sono simbolizzati collettivamente. Pensate al bar mitzvah, no? Il passaggio all'età adulta, l'età adulta vuol dire 12 e 13 anni, dove è una festa quando i ragazzi e le ragazze diventano responsabili delle proprie azioni di fronte a Dio e quindi di fronte alla propria comunità. È una festa collettiva, cioè c'è una simbolizzazione rituale che noi oggi abbiamo lasciato andare, abbiamo un po' perso questa simbolizzazione. Allora, tutto questo per dire che di quanto sia importante, proprio per rinforzare anche questi processi di elaborazione delle nuove identità, perché certo tutti noi saremo chiamati ad avere delle nuove identità, e poche settimane fa abbiamo avuto un esempio, a mio modo di vedere, formidabile, dove mentre appunto l'altro, il rotto della cuffia, non ha messo su uno che gira con una pistola in tasca, Londra elegge un sindaco musulmano in Pakistan. Ma pensate, quando 6 mesi fa un quotidiano italiano usciva con bastardi islamici, non so se ricordate, e lì viene eletto un sindaco pakistano e musulmano a Londra, una città da 11 milioni di abitanti, di cui 500.000 sono italiani. No? Pensate che razza di messaggio che è dato. Ecco, saranno queste identità composite, saranno queste identità anche evolutive inesorabilmente, no? E pensate però come anche in Inghilterra, di fronte a questa dinamicità e questa fluidità, vi sia un attaccamento che a noi sembra, che tutti guardiamo con simpatia, no? Alle figure simboliche, quali di Windsor, la regina Elisabetta che compie 90 anni, ecco, che è una città così dinamica, così sia ancora legata a queste cose, ma perché tutti portano implicitamente, emotivamente la valenza simbolica di questa presenza unificatrice, che proprio per la sua valenza simbolica facilita e permette anche che appunto una città così cosmopolita possa avere un sindaco musulmano e pakistano insieme. Ecco, allora quindi questo per dire che i percorsi di rinforzo, di facilitazione di queste identità mutevoli, ma che comunque possano essere rassicuranti, perché di questo avremo comunque bisogno. Io credo che abbia bisogno di tanti passaggi simbolici, sono quelli appunto che vengono fatti nella vita collettiva, delle città, che andranno comunque rinforzate, e anche dei luoghi procedurali e metodologici nei quali queste memorie vengono in qualche modo custodite e poi elaborate. Mi sa che questa è la tua parte per il prossimo. Grazie.